Progetto teatrale Parole e Musiche va avanti in questo liceo da 13 anni e la preside, la professoressa Vincenza Ciraldo, ha voluto riprenderlo nonostante la pandemia. Già l'anno scorso siamo andati in scena l'ha portato avanti con grande coraggio, perché veramente ci credeva, ci ha tenuto fin dal suo arrivo in questo liceo. Chiaramente da sola non poteva fare tutto, e quindi il grande ringraziamento è alla tutor di questo progetto, già dall'anno scorso, la professoressa Valeria Sanfilippo, che anche lei con grande testardaggine e grande coraggio ha preso il progetto, l'ha portato avanti, lo vuole portare avanti e ci aiuta con le sue capacità artistiche nelle scene e nei costumi. E poi chiaramente due persone importanti senza le quali un musical io da solo non lo potrei fare. Il maestro Eugenio Arezzo, che esegue le musiche dal vivo, che istruisce i cori e i solisti, aiutato da Ginevra Ciuni, ex allieva di questo laboratorio, che oggi fa la vocal coach in questo progetto, e il mio aiuto regia. Questa squadra di grandi amici, di grandi persone, ha portato avanti questo progetto ancora una volta, e quest'anno con un PON gli iscritti sono 32, quindi la risposta da parte dei ragazzi è stata sempre nel tempo calorosa, e anche quest'anno. Noi ne abbiamo fatti tanti laboratori teatrali in questi anni, tanti musical. Siamo partiti in effetti dalla tragedia greca, dove già inserivamo la musica antica e i canti in greco antico. Poi ci siamo spostati a un classico più vicino a noi, Il sogno di una notte di mezz'estate di Shakespeare, sempre con la musica, per poi approdare definitivamente alla commedia musicale vera e propria e al musical, quindi tanti Pinocchio, Notre Dame de Paris, The Beautiful Game, Rent, un'infinità di progetti in cui abbiamo tentato di mettere insieme tutte le capacità dei ragazzi, perché i ragazzi non si fermavano solo alla recitazione, avevano altro da dire col corpo, con la voce, quindi noi abbiamo voluto dar loro la possibilità di esprimersi al 100%.